Elena Busson, buongiorno e grazie per aver accettato di far parte della nostra serie di interviste dedicata ai luoghi, prospettive e persone per culturaveneto.it. Lei è vicepresidente della Fondazione Rovigo Cultura e oggi ci troviamo ancora una volta all'interno di un luogo di cultura del nostro meraviglioso Veneto e più precisamente al Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo. Alle sue spalle una bellissima mappa antica originale del 1786. Che cosa significa rappresentare dei luoghi di cultura così importante per la Fondazione? La Fondazione Rovigo Cultura nasce nel 2006 per volontà della Regione del Veneto e del Comune di Rovigo. Sono soci fondatori e scopo della Fondazione è la promozione e la gestione del teatro sociale, del Museo dei Grandi Fiumi, sale espositive e tutto il patrimonio culturale di Rovigo e del Polesine. E come fondazione ci siamo occupati, abbiamo collaborato con il teatro sociale e nelle gestioni precedenti della fondazione rispetto anche a quella attuale, in cui la fondazione è stata coproduttore di spettacoli teatrali. Al Museo dei Grandi Fiumi, dove ci troviamo oggi, c'è la sede della nostra fondazione. Il logo della Fondazione Rovigo Cultura è fortemente identitario rispetto al Museo dei Grandi Fiumi perché è la riproduzione di un reperto della Dama del Chiunsano che è stato rinvenuto nel 1991 appunto a Chiunsano tra Gaiba e Ficarolo. E siamo molto contenti di avere un simbolo così identitario del museo come nostro logo. Ecco, dicevamo prima, no, quando conversavamo, questo Museo dei Grandi Fiumi evoca di fatto un'identità di un territorio che nel corso dei secoli ha come sua punto, come suo fulcro i fiumi Adige e Po. Questa identità si rispecchia poi in questo luogo, in questo museo. Qui quali attività avete in calendario o quali sono i vostri progetti? Allora, come Fondazione Rovigo Cultura ci siamo insediati a fine 2019, quindi poco prima della pandemia. Abbiamo posto in essere, lo stesso durante il periodo del lockdown, una serie di eventi in digitale che hanno visto protagonisti gli attori professionisti di minimi teatri. Con la ripresa poi degli spettacoli dal vivo abbiamo optato per una gestione e coproduzione di eventi rilevanti per la città di Rovigo, quali Rovigo Racconta, Fabbrica dello Zucchero, ma anche poi proprio all'interno del plesso del Chiostro degli Olivetani dove ci troviamo oggi per l'estate, l'agosto rodigino, con minimi teatri ancora e con il mosaico, quindi attori professionisti, attori di teatro amatoriale all'interno di questo contesto culturale bellissimo. Ecco, voi avete diciamo in gestione, non so se la gestione è la parola corretta, il Museo dei Grandi Fiumi, il Teatro Sociale e le sale espositive. Il Teatro Sociale è con il Teatro Comunale di Treviso, sono i due teatri di tradizione del Veneto, quindi il suo focus è la musica. Tra questo luogo e il Teatro Sociale noi possiamo pensare a una sorta di hub culturale da attivare, da rendere, come dire, anche un punto di energia dedicato ai giovani, no? Qui in questo luogo c'era una sala che in antichità era proprio dedicata al teatro. Si può pensare anche, proviamo a allungare il nostro sguardo e a vedere che prospettive ci sono per il futuro. Sì, stiamo lavorando infatti ad un progetto molto ambizioso che vede il Chiostro degli Olivetani, quindi questo ambiente culturale, tornare ad essere il centro della cultura del territorio rodigino e sarà messo, se il progetto appunto che è la mission insomma, del nostro mandato andrà a compimento, vedrà riportare la cultura e quindi un hub proprio culturale all'interno di questo contesto. Di questo contesto. Ecco, dicevamo prima alle sue spalle questa mappa antica, però lei ha uno sguardo giovane, come giovane è la fondazione di cui è vicepresidente. Se dovesse dare un messaggio anche
ai giovani per avvicinarsi o riaggregarli attorno ad un progetto? Che cosa si sentirebbe di dire? Io mi sentirei di investire nella tecnologia, nei social e in tutto quello che sono gli strumenti dei giovani per riprendere quella che è la nostra storia, il nostro patrimonio culturale e riproporlo alle giovani generazioni mediante il loro linguaggio, quindi attraverso appunto il digitale. Nella nostra storia ci sono anche delle persone che hanno partecipato, sono state presenti in questi luoghi. Ce n'è Sì. una in particolare che vuole raccontarci. Sì, in particolare vi parlerò di Paola Dria, che come fondazione stiamo cercando di valorizzare, è un'illustre cittadina rodigina, importantissima perché è stata colei che ha fatto il passaggio dal cinema muto al cinema sonoro. Abbiamo celebrato il 7 ottobre del 2020 l'anniversario, i 90 anni di questo passaggio, che è avvenuto con la pellicola La canzone dell'amore, che ha avuto un grandissimo successo, e Paola Dria, proprio rodigina, la cui mamma era proprietaria dello storico Caffè Borsa in piazza Garibaldi a Rovigo, è stata colei che ha fatto questo passaggio, quindi è stata un'edizione zero che abbiamo realizzato alle Due Torri di Rovigo, insieme al Conservatorio Venezia, Francesco Venezia, con una realizzazione, un videomapping bellissimo, che ha ripreso il film sulla Torre Donà e sulla Torre Mozza, questo videomapping che rappresentava appunto Paola Dria per farla conoscere ai suoi concittadini. È un'edizione zero realizzata anche con Polesine Film Commission e abbiamo l'ambizione di trasformarla in un premio che possa appunto consolidarsi negli anni a Rovigo. Bellissimo questo progetto, fra l'altro Regione Veneto è nata da poco la Fondazione Veneto Film Commission, il binomio cinema e Polesine è un binomio molto forte. Il Polesine si presta, proprio questa terra tra i due fiumi, si presta ad ambientazioni cinematografiche, sceneggiature, attori, registi importanti raccontano del Polesine come uno dei luoghi prediletti per ambientare i loro film. Quindi Rovigo e il cinema sono un binomio che è da valorizzare ma che esiste già da tanti anni. E ne approfitto per ricordare che Rovigo ospita una scuola di musica presso il conservatorio che è d'avanguardia e in cui vengono prodotte colonne sonore per cinema e fiction. Luoghi di cultura, per arrivare qui oggi in questo museo, li abbiamo attraversati prima insieme passeggiando per Rovigo. Abbiamo visto delle perle di cultura. Iniziamo questa passeggiata tra le perle della città di Rovigo, partendo dal Tempio della Beata Vergine del Soccorso, detta la Rotonda, per poi proseguire e arrivare al Teatro Sociale in piazza Garibaldi, che è teatro di tradizione, insieme al Teatro di Treviso, sono gli unici teatri di tradizione del Veneto. Proprio sulla facciata del Teatro Sociale c'è una lapide in cui viene ricordato il 1904, anno in cui Pietro Mascagni diresse la propria Iris al Teatro Sociale di Rovigo. Per il Teatro Sociale sono passati altri personaggi importantissimi nella storia della cultura italiana e hanno debuttato proprio all'inizio della loro carriera, è avvenuta a Rovigo, per Beniamino Gigli e per Renata Tebaldi. Sono passati poi Maria Callas, Luciano Pavarotti e Katia Ricciarelli e tanti altri artisti molto molto importanti. Proseguendo questo percorso immaginario attraversiamo piazza Garibaldi per arrivare poi in piazza Vittorio Emanuele, in cui c'è l'istituzione culturale cittadina che è l'Accademia dei Concordi. Poco distante dall'Accademia dei Concordi si trova poi Palazzo Roverella, che è importantissimo anche a livello nazionale per le mostre che ospita. Passando poi per il Corso del Popolo e raggiungendo così il Conservatorio Francesco Venezia di Rovigo, che ricordiamo il Corso del Popolo oggi è una strada, all'epoca era attraversata dalla Digetto. Conservatorio Venezia appunto è un'istituzione culturale cittadina che ospita, famosissima in Italia per il jazz, ma anche per la scuola di musica dove vengono prodotte colonne sonore per film e per fiction. Proseguendo sempre per il Corso del Popolo e arrivando poi nel quartiere di San Bartolomeo, detto San Bortolo, arriviamo in questo bellissimo chiostro degli Olivetani, dove è situato il Museo dei Grandi Fiumi.
come far evolvere la Fondazione rispetto appunto a queste perle che ci ha raccontato, no? Quello che è anche l'identità e l'evoluzione di un territorio. La mia ambizione, che è quella della Fondazione Rovigo Cultura con il presidente Secchiero, è quella di rendere questo ente promotore e soggetto aggregante per tutte le realtà associative e culturali di Rovigo e della provincia. C'è un legame affettivo della Fondazione Rovigo Cultura con il Museo dei Grandi Fiumi, perché qui è custodito ed esposto il piatto Ero e Leandro del celebre ceramista Xanto Avelli da Rovigo. C'è stata questa opportunità di acquistare questo piatto che era in vendita e le gestioni precedenti della fondazione, insieme ad altre istituzioni cittadine, hanno deciso che era fondamentale avere un reperto così importante e soprattutto è esposto al Louvre, è esposto in altre parti del mondo, e Rovigo, che è la sua città natale, non aveva niente di Xanto Avelli, per cui è stato comprato questo piatto che è esposto al Museo dei Grandi Fiumi. Un'ultima domanda dedicata appunto alle nostre tre parole, ricchezze, percorsi e territori. Se lei dovesse fare sintesi, così introducendo un pensiero che contenga questi tre valori, no? Noi abbiamo provato a fare sintesi della cultura in Veneto, non era facile. Abbiamo riconosciuto in queste tre parole un messaggio. Il Polesine è la terra tra i due fiumi. Fondazione Rovigo Cultura crede nella ricchezza di questo territorio che si inserisce nei percorsi del Veneto.